Carissime amiche e carissimi amici di Niceto TV Web, il 5 giugno è una data storica per Messina, per i messinesi e per i tifosi del Messina. E oggi, 5 giugno 2024, sono esattamente 20 anni dalla famosa promozione del Messina di Bortolomutti in Serie A. E anche il Museo Calcistico di Nino Donia vuole festeggiare questa ricorrenza. Sono 20 anni che dalla promozione del Messina in Serie A di quella giornata storica in un celeste strapieno, e il museo di Nino Donia ha un cimelio molto molto storico che impreziosisce ancora di più il museo. Nino, mostraci questo pallone e dici anche la storia, come è arrivato Questo qua. pallone un giorno mi squillo il telefono, pronto, sono Mauro Pitroni, che sei al museo? Sì, ci dice, al museo sono, perché ormai la mia vita ora passa al museo, che sono già affezionato. Dice, ti portai un bel cimelio del Messina quando è salito in Serie A, tutta la partita col Como, che gli ha consegnato l'Abruzzo Collina. Perché ricordiamo il Mauro Pitrone era a bordo campo perché fa un lavoro per la Lega, Per la quindi, Lega era, sì, ispezionava, quindi revisionava. era là a bordo campo. Ecco, sì, sì, perché Mauro Brusoni è uno che è mezzo samporoto, diciamo. Va. E quindi poi ha portato questo pallone che è un cimelio storico. Questo pallone ha 20 anni 20 anni. esatti. Sì, sì, 2 anni fa me l'ha portato. Però un pallone che ha 20 anni, e come vedete qua, 5, 6, 2004, Messina Como 3-0. Fede, La marca, c'è anche il i simbolo di simboli quella del Messina. Messina Football Club Messina all'epoca di Francia. Nino, anche il museo festeggia Sì, questa bella e ricorrenza. lo tengo custodito in una vetrina particolare, chiusa, così non viene Perché toccato. questo è un cimelio Sì, molto molto molto, molto storico. storico, così ci tenevo a fare questa precisazione. Un pallone che ha 20 anni e ancora si mantiene bene, i colori giallo-rossi. Sì. E ci ha Poi, regalato tante soddisfazioni questo pallone, con di Napoli, sì. Parisi, Poi ce n'è un gol. altro che me l'ha portato Romolo Rossi, sempre del Messina, quando Però giocava nel questo Messina. Ma qua questo è è tutto storia. particolare, è storia, sì, è Nino, storia. è storia, riponiamolo nella bacheca, perché guardate che bacheca che ha realizzato artigianalmente Nino, e il pallone va messo. Aspetta. Ecco, Ecco fatto. Il pallone ritorna qua, nella nella sua bacheca con bella vista, Messina, Como 3 a a 0. zero. E altri cimeli qua. Poi c'è un pallone storico pure del Manchester United, Quando anni 50. quelli si cucivano a mano e con... Sì, sì, sì. Bene, Me lo portò da Catania Giovanni Zappalà. vediamo anche il pallone che ti ho fatto vedere Romolo Rossi, Sì, così completiamo. sì, Romolo Rossi, questo qua. Questo qua è un altro pallone del Messina. Questa volta con l'Adidas. Sì, è dedicato al museo di Nino Doni. Nino, grazie Grazie a ancora te. per questa bella testimonianza. E un grazie pure a Mauro Rusone, E certo, che mi portò pure da allora 2 magliette del Catania e del Palermo. però noi preferiamo il pallone del Che c'è? Il pallone è Messina. tutta un'altra cosa. È un pallone storico. Era la squadra del nostro cuore, il Messina, diciamo. Va? Io mi ricordo a Messina quando andavo da ragazzo, Alberto Rabbagliati cantava prima della partita, ci mettevano il disco e cantavano Forza Messina, la squadra del mio cuore. Poi centravanti, gol, 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 mi ricordo. E poi Don Giovannino, appena entrava la squadra in campo, sparavo il gioco fuoco, su passo pure. Altri tempi. Altri tempi belli. E il celeste era il cuore della squadra del Messina e tutti i messinesi. Infatti. Grazie Nino. Grazie a te. Forza Messina. Sempre, sempre. E non finisce qui. Qui. Ciao Nino. Ciao, ciao, grazie. Ciao.